è più in forma, e anche Leandro Valverde, che a questo punto e Valverde non sembra in grado di resistere all'affondo di Bettini. Si stacca Pereiro, si stacca Valverde, si stacca De Volder e prova a tenere Fabian Wegmann con Bettini. Adesso un affondo secco da parte del Grillo livornese. Adesso la situazione è cambiata totalmente, adesso sì che cominciamo a stare un po' più tranquilli. Wegmann, vincitore della maglia verde come miglior scalatore al Giro d'Italia dello scorso anno, e difatti si vede qui sta aiutando, sta dando manforte all'attacco di Bettini. Che forma che ha Paolino Bettini, voleva far fuori gli spagnoli, al traguardo mancano ancora tanti chilometri. Bettini potrebbe essere un buon compagno d'avventura Fabian Wegmann. Siamo solamente a metà salita, una salita che misura quasi 2 chilometri con pendenze che arrivano al 5%, una salita, come si dice in gergo, di rapporto. Bisogna spingere il rapporto più duro possibile per fare la differenza. Sì, perché qui possono salire ai 30, 32, 33 all'ora. Bettini si vedeva anche nelle immagini precedenti, sta andando fortissimo, non sente la catena, si è preparato benissimo alla Vuelta e come vedete il suo ritmo è sostenuto come quello di Wegmann. Wegmann non è molto veloce, quindi una situazione come questa adesso è ideale. Bisognerebbe che Valverde e compagnia perdessero ancora qualche esatto, centinaio di metri. Silvio Martinello. Sì, ora le cose si sono messe bene, fortunatamente Bettini con un'azione straordinaria è riuscito a sgretolare questo gruppo, a far saltare gli spagnoli. Questa in questo momento è la vera sorpresa. È chiaro che ora dietro saranno gli spagnoli a doversi prendere sulle spalle l'incarico di chiudere su Bettini. Vediamo che purtroppo non è riuscito a prendere un grandissimo vantaggio, d'altronde il percorso non consente delle grandissime differenze, quindi le carte sono ancora tutte da giocare, c'è ancora questo tentativo in atto. Bettini ha dimostrato grande condizione, però la situazione insomma è ancora in continua evoluzione. Il giro con la salita dell'Icabetto ad Atene era molto più corto, 13 km, il circuito di Madrid misura 21 km, quindi Paolo Bettini con la sua azione ha provato e sta provando a distanziare gli avversari, ma forse gli servirebbe qualcun altro oltre a Wegmann per abbordare l'ultima tornata per la stoccata decisiva. Adesso questi corridori rientreranno, ci sono i due belgi, Gilbert e De Volder, ci sono i due spagnoli, non c'è più Pereiro, quindi Valverde e Martín Pertiguero sono rientrati. Erano in 11, sono rimasti in 7. Bettini, Pertiguero, Valverde, Jakob Pill, Wegmann, De Volder e Gilbert. 2 spagnoli, 2 belgi, un danese, un italiano e un tedesco. Si è staccato Alan Davis, che era un brutto cliente, molto veloce. Vediamo se qualcun altro atleta riesce a sortire dal gruppo. Adesso Lagutin non è riuscito a tenere la ruota dei migliori. È passato l'atleta dell'Uzbekistan. Siamo in attesa di un riferimento cronometrico. All'inizio della salita il vantaggio del gruppo Bettini non superava i 20 secondi. Però secondo me in questo momento è aumentato. Kasecki, il corridore kazako che si è portato all'inseguimento dei fuggitivi, Kasecki che è uscito dal gruppo. Adesso c'è un altro strappo molto duro, molto difficile. Guincio de Lima che precede l'Avenida de Asturias, uno dei tratti decisivi del tracciato. Wegmann brillantissimo in salita, poi si è ritrovato al termine dell'ascesa forse privo di energie o con poche forze per aiutare Bettini. L'azione di Menchov, il russo, secondo al Giro di Spagna. Davanti c'è Kasecki, quindi questi sono i corridori che inseguono. Menchov, vincitore di un paio di cronometro alla Vuelta, secondo nella classifica generale, davanti a lui a 100 metri Kasecki. È dal mese di marzo che va forza Kasecki,
I telespettatori che hanno seguito la Sanremo potranno ricordare che tra la cipressa e il poggio se ne andarono in due, proprio Bettini e Kasekskin, prima di essere raggiunti. Eccolo qua Bettini, straordinaria la sua condizione, tutti gli altri un po' in apnea, in affanno, anche Pill. Ha dato una botta, Bettini poi si è reso conto che al traguardo mancavano tanti chilometri e ha preferito aspettare gli altri concorrenti. Non sarà semplice per Kasekskin recuperare. L'unica speranza per lui è attendere Menchov, che è un ottimo passista, un grande cronoman. Ha vinto 2 crono alla Esatto, Sanremo, alla Vuelta. E quindi loro due potrebbero assieme, unendo le forze, riuscire a guadagnare qualcosa nei confronti dei fuggitivi. Poco più indietro il gruppo che ha perso terreno in questa salita. Il fatto che non ci siano altri azzurri con Kasekskin e Menchov significa che il ritmo imposto sulla salita de Oria era infernale. Adesso ancora la Francia lì davanti, gruppo che si è scremato, Petacchi segnalato a metà plotone. Sta bene Alessandro, a lui naturalmente serve lo sprint per vincere il mondiale. L'Olanda ancora, c'era Pozzato davanti, non ci sono più corridori australiani in fuga. Silvio Martinello, a te. Sì, un momento, la cosa che mi sorprende un po' è vedere che tutti questi attacchi che arrivano da dietro nel tentativo di ricucire sui fuggitivi non ci sia una maglia azzurra, o c'è chi dovrebbe farlo che non è in condizione di farlo, o invece hanno l'ordine di stare tutti vicini ad Alessandro Petacchi, che mi sembra che questa una scelta logica. Continua Bettini a dimostrarsi invece davanti il corridore più brillante, lo vediamo pedalare in agilità, non in affanno come sono moltissimi altri, anche Valverde sembra insomma che stia faticando. Si stanno dando un gran da fare gli spagnoli davanti, probabilmente il fatto che Bettini li abbia staccati su quella salita non hanno dato grossa importanza a questo aspetto, quando invece evidentemente dovrebbero darlo. Adesso staremo a vedere se in questo tratto, dopo questa salita, arriva il tratto più facile, più veloce, dove si può raggiungere, i corridori possono raggiungere anche i 70 all'ora. Vedremo se dietro riusciranno ad organizzarsi. Per il momento, almeno rispetto al giro precedente, sono più ottimista, anzi molto di più. Molto buona anche la condizione di Jakob Pill, lui che non è uno scalatore puro, ha risposto con bravura a tutti gli attacchi, tranne a quello di Bettini, ma lì ha agito con esperienza, è rimasto a ruota di Valverde e poi è rientrato. Perdiguero con Stein De Volder. Allora il gruppo sta per riacciuffare questi contrattaccanti. Questo è il secondo gruppetto con vedete un corridore austriaco, con la Spagna che sta rompendo i cambi, perché per loro l'azione è buona dal momento che hanno Valverde e Martin Perdiguero. Adesso arriva anche un neozelandese. Kasekskin e Menchov, Davide? Erano lì dietro, però ecco adesso è finita la salita. Vediamo. Siamo in Plaza Castilla. Dovrebbero essere qua. 3 chilometri al passaggio davanti alle tribune. Ripresi l'avanguardia del gruppo, quindi tra 4 minuti sono qui sul traguardo. 25 secondi, è ancora apertissimo. Sì, apertissimo, perché come almeno chi ha seguito la corsa degli Under 23 di ieri, i recuperi sono possibili, soprattutto in questo tratto dove tanti corridori possono tirare, possono spendere le ultime energie. Speriamo che Bettini faccia come l'ucraino ieri, che ha dato la botta decisiva ancora, a 5 km dal traguardo. È partito ancora Bettini, non riesce a star fermo, cerca di dar vita, dar linfa a questo tentativo. È sicuramente l'uomo più forte, nettamente il corridore più forte di questo gruppo.
avevano alla tornata precedente gli 11 battistrada, un primo e 14. Il gruppo poi ha recuperato una quarantina di secondi, ma l'azione di Bettini è stata molto interessante. Qui guadagnerà molto il gruppo, qui guadagnerà molto perché si è messo in testa un uomo della Svizzera che sta andando ai 70 all'ora e davanti non c'è accordo, quindi qui il gruppo dei fuggitivi perderà molti secondi e Bettini lo sa, infatti sta cercando di aumentare un po' il ritmo. Bettini non è nuovo ad azioni che potrebbero sembrare scriteriate, basti pensare a come ha vinto la Milano-Sanremo nel 2003. Davide era andato in fuga sulla cipressa e poi ha ritentato, riuscendovi, lo scatto sul poggio a ruota di Paolini. Dunque Bettini quando sta bene è un funambolo, riesce a regalare azioni memorabili. È un corridore, e sono pochi corridori così, che riescono a fare 2, 3, 4 scatti, ma quelli decisi, quelli che fanno male. Pochi sono come lui. Eccola la curva che riporta gli atleti sul Paseo della Castellana in senso contrario. Se n'è andato Pil. Pil vuole anticipare probabilmente la salita. Menciov e Kasetsin sono nel frattempo stati raggiunti. Mi sembra ci sia Cancellara adesso, grandissimo cronoman Fabian Cancellara, li ha visti lì a una ventina di secondi. Lui non può recuperare in salita, deve eventualmente recuperare in pianura. Guarda la facilità. Siamo all'ultimo giro, gentili telespettatori, 21 chilometri al traguardo di questo campionato del mondo professionisti. Il Grillo livornese lì davanti, il campione olimpico. Sembra che sia partito adesso Bettini, ha una facilità incredibile. Il problema è che adesso il gruppo ha guadagnato tantissimo e guadagnerà ancora in questo tratto in leggera salita, perché davanti c'è poco accordo. Siamo al limite delle 6 ore di gara. Guardate la media di questo giro, 45,790, impressionante. Gli australiani si sono portati in testa. Vogliono portare McEwen allo sprint. I corridori australiani. Petacchi è lì, anche Bennati, tutti sono qua in questo gruppo. Bettini, Beckman, Valverde, De Volder, Pil, Martin Perdiguero, Gilbert. Poi c'è Elmiger a 12 secondi. Quindi Fleccia e il gruppo a 15 secondi. Hanno ritrovato l'accordo sotto l'impulso di Bettini, però vedete qualche atleta di questi ormai è alla canna del gas. No, non ce la fa più, perché qui la strada becca e la salita, le gambe cominciano a fare male. Silvio Martinello. Sì, tutta la situazione in continua evoluzione, Auro. Bettini a mio avviso ha già fatto vedere che è il più in forma di coloro che sono in avanscoperta in questo momento. Io starei un po' più tranquillo, anche perché corriamo il rischio che poi alla fine facciano fare tutto a lui, nel senso che qui ci sarà qualcuno come in questo momento che poi tenterà anche di scappare e lasceranno tutto sulle spalle di Bettini. Ma guarda con che facilità! Paolo Bettini ha risposto all'allungo di Perdiguero. Sta volando Paolo Bettini. Non riesce a stare 20 fermo. chilometri al traguardo. Non riesce a una stare facilità irrisoria. Guardate gli altri la fatica che fanno per accodarsi. Lui invece ha la bicicletta che gli scappa. Che corridore. Se ci fosse una salita un po', li staccherebbe tutti da ruota. Un pullman è arrivato da Cecina, pullman di tifosi di Paolo Bettini. C'è il club alla California, che è un piccolo paese del comune di Bibbona, a pochi chilometri da Cecina. Sempre per i discorsi che facevamo in precedenza, se ci fosse stato un italiano, non dico come Bettini, ma come Gilbert o come De Volder, allora sì che qui poteva dare tutto e dare la possibilità a Bettini di scattare con decisione sull'ultima salitella. Invece deve fare tutto da solo adesso. Strada che scende. Accordo, adesso tratto in discesa, si prova ancora Jakob Pil, atleta della CSC, oggi naturalmente a difendere i colori della Danimarca. 1973 l'anno di nascita di Pil. Andiamo ai box con Fabretti.
verificando quello che immaginava Martini, non mettere nessun altro uomo in fuga per far lavorare le altre formazioni, nel caso in cui ci fosse il ricongiungimento Italia compatta per Alessandro Petacchi. No, con Bettini davanti, il nostro treno di Petacchi, che è un treno magnifico, ha avuto un momento di riposarsi, no? Bettini davanti non è che abbia collaborato nei tratti dove si faceva grande velocità, ha impegnato i corridori semmai in salita, facendo staccare sia Valverde sia Pertiguero, che hanno perso le ruote e poi sono rientrati. Quindi per quest'ultimo giro, in caso ci fosse ricongiungimento, tutta la squadra azzurra sarebbe compatta per Alessandro Petacchi. Ma naturalmente quello è scontato. Petacchi, che sta anche bene, ha grandi possibilità con il treno che ha. Però se noi dovevamo lavorare, che treno avrebbe avuto? E con questa domanda vi restituisco la linea. Stijn, De Volder e Gilbert, i due belgi, hanno dimostrato di avere condizioni a riprendere i due fuggitivi, Gilbert e Pilla. Siamo ancora in un tratto agevole, strada in leggerissima discesa, mancano una quindicina di chilometri alla conclusione. Quartiere Bella Vista, che porta nella zona dell'università. Lì ci sarà il primo strappo. Ormai, visto che è la tornata conclusiva, potremmo dire il terzultimo. Sì, è riuscito Wegmann, il tedesco, a rientrare con grande fatica su Gilbert e Pill, grande passista, ex Pistar. Sono i meno bravi in salita, Davide, questi tre corridori. Sì, Wegmann ha vinto la maglia verde, però insomma non mi sembra uno scalatore puro e soprattutto non ha il cambio di ritmo. Bettini invece sta controllando Valverde e Perdighero. E però il gruppo potrebbe rientrare sul gruppetto Bettini. Vedete che la velocità è sostenutissima. Gli australiani, adesso staremo a vedere se Bettini è già stato ripreso. È lì a pochi secondi. È stata l'Australia a cercare il ricongiungimento. Australia, il cui capitano unico è Robbie McEwen. Penso che sia stato ripreso Bettini. Sì, perché ci sono 7 secondi tra i leader, che sono i tre che abbiamo visto, e il gruppo. Quindi Paolo Bettini è stato raggiunto. Lombardi in terza posizione. Secondo te, Davide, Ecco riuscirà a star fermo Paolo sull'ultima salita? Non lo so, sta talmente bene che potrebbe addirittura tentare, anche se da quello che abbiamo sentito nell'ultimo giro la squadra in un eventuale gruppo compatto avrebbe corsa tutta per Petacchi. Non è Zolder però il tracciato di Madrid. A Zolder era praticamente impossibile fare la differenza. Oggi sull'ultima salita chi ha le gambe tenterà. Silvio Martinello, a te. Senza dubbio chi ha le gambe tenterà. Abbiamo visto che Bettini ha delle gambe molto buone, bisognerà capire se sarà lui ad attivare questa eventuale azione o se invece tenterà di seguire chi ci proverà. Io credo che a questo punto la nazionale italiana abbia avuto l'ordine di essere compatta intorno ad Alessandro Petacchi, augurandoci naturalmente che Petacchi sia nelle condizioni ottimali in cui ce l'hanno descritto, perché dopo 270 km ci potrebbe essere anche qualche problemino. Petacchi è in grande forma, Bettini anche, adesso staremo a vedere come si comporteranno gli azzurri. È giusto chiedere a Bettini di restare fermo? Sempre che questo stia avvenendo e sia avvenuto, ancora noi non lo sappiamo. Tutto sta nella condizione di Petacchi. Se Petacchi dice di stare bene è giusto, se Petacchi ha qualche dubbio allora bisogna giocare di nuovo la carta Bettini. Il commissario tecnico Franco Ballerini lo sa, è in contatto con loro e si comporterà di conseguenza. Fatto sta che per il momento l'Italia è ancora lì presente con tanti corridori, non li abbiamo mai visti o poco e quindi dovrebbero essere in grado di organizzare un eventuale treno. Ma l'ultimo giro, Davide, 45 600 circa. 600. Il problema è che c'è quella salita, la seconda, che potrebbe essere, lo abbiamo detto già da diversi giorni, da quando abbiamo visto questo circuito, potrebbe essere decisiva, perché lì chi sta bene può fare la differenza.
Adesso gli azzurri potrebbero anche monopolizzare l'avanguardia del gruppo. C'è sempre Giovanni Lombardi, c'è Matteo Tosatto, c'è Bernucci. Bravissimo, Bernucci Sono sta facendo... stupendi i nostri ragazzi per adesso. Bernucci ha tirato prima, nonostante ciò è ancora qui a tirare in testa al gruppo, sta facendo un grande mondiale. Salita de Gesa della Via, 1,5 km, misura questo strappo. Se i corridori, se gli italiani fanno questo ritmo, che mi sembra abbastanza sostenuto, vuol dire che Petacchi ha dato l'ok, vuol dire che sta bene. Adesso c'è Lombardi, c'è Paolini. Paolini in terza posizione. Giovanni Lombardi non sarà, a differenza di Zolder, l'ultimo uomo. Giovanni Lombardi. Eccola qui la salita, questi due ampi tornanti, guardate com'è allungato il gruppo, sinonimo di alta velocità. Sta faticando Lombardi, non so fino a quanto potrà tirare in questa maniera. Tra un po' dovrebbe e dovrà cercare di cambiare. Mi sembra che stia pedalando molto meglio Paolini in terza posizione. Corridore di assoluta classe Giovanni Lombardi, quest'anno ha partecipato sia al Giro che al Tour che alla Vuelta, a disposizione dei capitani. Tatticamente non lo batte nessuno Giovanni Lombardi ed ha anche fiducia al gruppo. È il regista di questa nazionale. C'è anche Michael Rogers, australiano, in terza posizione. Staremo a vedere se tenterà qualcosa in salita o se già da adesso è al servizio di McEwen. Petacchi è già passato, pedala costantemente tra la 30ª e la 40ª posizione il nostro velocista. Eccolo qui Paolini, vedete, si è spostato Lombardi, non ce la faceva più. C'è McEwen. E c'è Vinokurov, si è ripreso Vinokurov, dopo che una cinquantina di chilometri fa aveva indicato alla telecamera di essere finito, ma lui ha 7 vite. Alexandre Vinokurov, 7ª posizione per lui, dietro agli australiani. C'è McEwen. Non vedo Bonen, ci sono però due corridori del Belgio, scusate, uno potrebbe essere lui, Tom Bonen, il velocista belga, sì, è lì, c'è anche Tom Bonen. Bettini invece mi sembra si sia defilato intorno alla 15ª posizione. Passa adesso. Petacchi non è ancora transitato. Sì, è passato. È passato? Sì. Mi sembra di averlo visto, c'era Pozzato e mi sembra sì, era proprio alle spalle di Pozzato, è vero. Esatto. Discesa. Ecco, tra un po' ci sarà la salita che potrebbe cambiare la situazione. Questo è il quartiere che si chiama Colonia Saconia. Il CAI Antonio Machado misura circa 1 chilometro, poi svolta a sinistra, si costeggerà la tangenziale M30 per poi arrivare su quella via che abbiamo visto poco fa, Cardenale Herrera Oria, là dove Bettini ha provato a fare la differenza. Anche gli australiani mi sembra che siano organizzati benissimo. Il campione del mondo della crono Michael Rogers si è portato al comando. McEwen è lì davanti, è l'uomo più pericoloso per Alessandro Petacchi. È uno dei pochi velocisti in circolazione, Robbie McEwen, che non ha bisogno di un treno, lui riesce a battezzare la ruota giusta quasi sempre. Un funambolo, un fenomeno. Non è scorretto, lo ricordiamo, ma è un corridore che riesce veramente a entrare in varchi in cui altri proprio non riescono a fare. Non sono più di 60, dopo gli altri sono lì a pochi metri. Sì, stanno rientrando mi sembra, però chi è dietro adesso difficilmente potrà recuperare, anche perché tra un po' ci sarà la salita, quella a gradoni. Ecco, questo è il tratto della tangenziale, vedete sulla destra la M30, i corridori transitano a sinistra, poi faranno un ponte, Calle Cantaello e l'avenida del Cardinal. Se Vino era sesto o settimo, forse uno scatto lo fa in questo mondiale. Se sta, Binocuro, non dico benissimo, ma se sta un pochino bene, sì, una botta gliela dà. Anche a Verona
aveva provato l'anno scorso senza riuscirvi. È un attaccante nato, Aleksandr Vinokurov. Pronti? Tra un po' c'è la salita, l'ultima, la più difficile. Silvio, tensione a 1000. Tensione a 1000, vedo molte maglie bianche con le strisce verde chiaro dell'Australia davanti, mi fanno paura questi perché McEwen, ricordiamolo, ha avuto un avvicinamento al mondiale straordinario, ha vinto la Parigi-Bruxelles e 24 ore dopo il Grand Prix de Fourmies in Francia, che non è propriamente una corsa per velocisti. Questo la dice lunga sulla condizione con la quale arriva a questo appuntamento e sappiamo poi quanto veloce sia. Auguriamoci che tutto possa andare per il meglio. Una certezza, per quanto abbiamo visto fino adesso, è che se il percorso fosse stato più duro, Bettini avrebbe potuto arrivare da solo, sì, ma non è detto che ce la possa fare, perché se scatta qualcuno lui è lì pronto. C'è Bogert, un corridore olandese, non mi sembra questo è un po' troppo presto. Fase di studio. Prime rampe, non ci sono tornanti, ma a volte sono più complicate le salite senza curve rispetto a quelle rettilinee. Qui oltretutto ti inganna la larghezza della sede stradale. Vedete? C'è già un inizio di selezione, ma non c'è ancora. Adesso c'è Julian Dean in prima posizione e Bettini. Bettini è lì. Con Vinokurov. Dove vuoi che sia Bettini, è lì. Con Vinokurov. Mi sembra che ci sia anche Stangl, corridore sloveno. Prova Bettini, affianca Julian Dean. C'è sempre Valverde, ma non sembra in grado di rispondere. Attenzione, perché qui potrebbe nascere l'azione decisiva. Attenzione. Ci sono i 3 belgi, ma quel che più ci interessa c'è Bettini là davanti. Bettacchi un po' più Bettini in indietro. formissima. Bettacchi è lì, è passato adesso. Con Robbie McEwen. Dunque i velocisti hanno l'obbligo di perdere il meno possibile e anche di salvare la gamba, perché se dai tutto in salita poi non ti ritrovi le forze allo sprint. Adesso la regia potrebbe anche andare là davanti, perché c'era un Bettini pronto allo scatto. Sempre lui, Bettini. Si volta Paolo. Attenzione, perché Vinokurov un po' telefonato, questo a lungo. È lui. È Vinokurov, certo. Vinokurov, ma non è il no, suo solito scatto, forse aspetta la salita finale. Stanno facendo la differenza. Kazakistan. Attenzione, perché stanno facendo la differenza. C'è anche il corridore del Belgio, potrebbe essere Van Petegem. Van Petegem è uno che corre 250 km in coda al gruppo, poi quando è il momento buono si fa vedere. Aveva realizzato la stessa azione ad Hamilton 2 anni fa, Peter Van Petegem. Il gruppo però è lì, siamo ormai in cima al primo gradone. Esatto, poi ci sarà un'altra rampa. Bleffava Vinokurov quando ha detto sono finito alla telecamera. Stesso discorso per Vinokurov, come quello di Valverde, anche lui dopo il Tour de France ha gareggiato pochissimo. Forcing di Bettini, vedete che sta controllando il gruppo a un ritardo di 10 secondi, eccolo qua. È arrivato Bogert, poi Vinokurov e c'è il, vediamo, c'è lo spagnolo, Serrano forse, c'è Astarloa. Silvio? Aspettavamo un attacco sull'ultima salita, Auro c'è stato, Bettini naturalmente è stato lesto ad infilarsi e ora lo sta alimentando, insomma. È partito Vinokurov, perché è partito ancora una volta. È micidiale Vinokurov. Se ha 3 cartucce le spara bene. Miguel, il corridore svizzero. Bettini in terza posizione. Vedremo che, ecco, qua è finita la via, il Calle de Oria del Cardinale, poi questo è il Calle della Rosa. Si arriva alla città di Altamira, città residenziale, un quartiere Altamira, e poi la salita in via Guincio de Lima. Bogert
Adesso cerca di andarsene, mancano 4 chilometri, Auro? No, un po' di più. No, non è Un po' di Boger, più. è Un po' di più, Morenaut. Davide. È Morenaut, corridore olandese. Perché c'è ancora questo rettilineo che misura circa 1 chilometro. Qui siamo nelle vicinanze dell'hotel dove ha alloggiato la squadra azzurra questa settimana. Ecco, qui c'è uno dei tratti impegnativi, l'ultimo tratto duro per quanto riguarda la salita. Kos Morenaut. Era È un un gregario. atleta questo che va abbastanza bene in Belgio alle classiche del nord. Gruppo segnalato a 15 secondi da questi attaccanti. Bettini onnipresente. Ma si sta organizzando, il gruppo si sta organizzando. Ci sono ancora 2 strappetti e la Avenida de Asturias potrebbe decidere il campionato del mondo. Bettini ha speso tanto nel giro precedente, adesso sì, brillante, ma un pochino meno. Pedala ancora abbastanza bene Morenaut, corridore che milita nella lotto, e arriva Stangl, sloveno. Atleta della Lampre, l'anno scorso era la Saeco, ottimo gregario Gorazd Stangl, lo ricordo vincitore di un trofeo Melinda davanti a Bartoli. Gorazd Stangl, Sempre lui, altro Vinokurov. tentativo di Vinokurov, attenzione perché Vinokurov ha uno scatto secco. Questa fa male. Se Bettini ha le gambe deve entrare su Vinokurov, se ha forze. Siamo ormai in Avenida de Asturias, poco più di 4 chilometri al traguardo, gentili telespettatori. Morenaut e Stangl, poche decine di metri su Alexandre Vinokurov. Che sta rientrando Vinokurov, una fucilata, sta riportandosi sui 2 attaccanti. Tra i 6 corridori che vediamo nella parte bassa del teleschermo c'è anche Paolo Bettini. Eccolo qua, Julian Dean, neozelandese. Poi Bettini prova disperatamente a non lasciare troppo spazio a Vinokurov. Nuyens, corridore belga. Non ce la fa. È dura. Non ce la fa. Elmiger sta cedendo. Elmiger. Asturias, Davide, fa molto male. Le pendenze non sono esasperate, ma bisogna considerare che sono in bicicletta da 6 ore e 20 minuti. Ancora lui, Vinokurov, Silvio Martinello. Attenzione, perché questo non bisogna lasciargli spazio a Vinokurov, perché se guadagna 100 metri. È uno che ha vinto sui Campi Elisi al Tour de France in una tappa per velocisti, figuriamoci cosa riesce ad inventarsi. Guadagna 40 metri Vinokurov, bisogna rientrare. È un grande cronoman, un grande passista. È un fuoriclasse Vinokurov, non bisogna lasciargli spazio possibilmente. Sta andando come un treno, siamo ormai in vista della Castigliana, 100 metri di vantaggio. Forza Paolo, se hai le gambe, se hai ancora qualche energia, devi dare tutto adesso. Dietro naturalmente i nostri si stanno organizzando per un eventuale ricongiungimento e per lo sprint di Petacchi. E Bogaert con Bettini, Bogaert e Bettini. È lì Vinokurov. 20 metri, Plassa Castiglia sullo sfondo, 3 km e 300 metri al traguardo. Boger sta facendo un ottimo lavoro, bravissimo Paolo Bettini. Che mondiale. Silvio, Bettini c'è da soffrire. C'è da soffrire, Bettini è ancora fresco veramente. Sembra che stia giocando con Boger, lo teneva lì a 2-3 metri in modo che Boger si voltasse e gli sembrava di vedere un Bettini che non era in grado di dargli un cambio, no? Ma questa è molto furbo e rientreranno. Vedi che adesso lo sta staccando. È a tutta Vinokurov e Bettini si riporta sul corridore del Kazakistan. Morenaut naturalmente non tirerà, Stangl sta faticando. Il gruppo a 18 secondi, così ci indicano i cronometristi. È Marcos Serrano della Spagna, anche lui alla frutta, si volta, non ha più forze per rilanciare. Plassa Castiglia. La situazione è ottima, la situazione è ottima. Bettini
è riuscito ad andare a riprendere Vinokurov. 3 uomini al comando. Meno di 3 chilometri adesso. Potranno innestare il rapporto massimo in questo tratto in discesa fino alla curva ad U, ai 600 metri dal traguardo. Olanda, Kazakistan e il nostro campione olimpico Paolo Bettini. Serrano sta cercando di andare a riprendere i 3, potrebbe riuscirci al pari di Stangl e Morenaut. L'Olanda potrebbe essere in superiorità numerica, ma obiettivamente allo sprint né Bogert né Morenaut sono dei fenomeni. Però Morenaut potrebbe sfruttare l'occasione e scattare prima, all'ultimo chilometro. Vedete che adesso sta lì in scia, non tira. Non ci fanno vedere il ritardo del gruppo, sarebbe necessaria adesso un'immagine dall'alto per capire. I cronometristi ci avevano indicato 18 secondi. Attenzione, perché qui potrebbe scattare Morenaut, attenzione. Si forma un drappello di 6 uomini. Nel primo gruppo inseguitore, ci comunica Alessandro Fabretti, non c'è Alessandro Petacchi, quindi sulle ultime salite si è frazionato il gruppo principale. Ancora 150 metri di vantaggio. Forza Paolo! Ormai vicini all'ultimo chilometro. Dietro stanno tirando gli uomini del Belgio con... C'è Bonen pronto per un'eventuale volata. Purtroppo non c'è Alessandro Petacchi nel secondo gruppetto. Speriamo quindi che... affidiamoci alla classe di Bettini, ma riprova ancora Vinokurov. Va bene così. Bisogna che arrivino all'ultima curva con almeno 50 metri. Forcing del Belgio per Tom Bonen. Oltre 30 secondi il gruppo di Petacchi, impossibile a recuperare. Mancano meno di 800 metri al traguardo. Vedete, sta recuperando il gruppo inseguitore, ma siamo all'ultima curva. Vai Paolo, è la grande occasione. Hai disputato un mondiale splendido. È a ruota di Vinokurov. Paolo Bettini, poi c'è Serrano, ci sono i 2 olandesi e c'è Gorazd Stangl. Adesso c'è la Russia che si è portata in testa, si stanno... parte Stangl lungo le transenne. Bettini non lascia spazio a Vinokurov. Raggiunti, c'è anche Zabel. Si rimescolano le carte. C'è anche Valverde pronto per la volata ed è velocissimo Alessandro Valverde. C'è anche Tom Bonen. 300 metri ancora. Paolo Bettini contro tutti. 250 metri. Valverde al centro. Vai Paolo, sei alle porte, è il momento di uscire. Bonen con Valverde. Bonen con Valverde. Bettini non ha più energie. Bonen al centro con Valverde. Tom Bonen. Tom Bonen è lui, campione del mondo. Bonen campione del mondo. Una stagione incredibile quella di Bonen. Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre e oggi il mondiale. È arrivato a un soffio Paolo Bettini. Davvero una corsa stupenda la sua. Peccato che Alessandro Petacchi non abbia avuto le forze per reggere sulle ultime salite. Che roba. Che peccato, Davide. Peccato. Terzo, una sorpresa, Gélin, corridore francese. Quindi secondo Valverde, terzo Gélin, la nazionale italiana. Abbiamo avuto un grande Bettini, gli altri